Buonasera al pubblico da casa e bentornati. Al termine di queste Instagram Stories andrà in onda il Verità condotto da Anna Andrea Vitrano e Claudio Cassesa. Anche questa sera ci delizieranno con una serie di gag, sbirleffi, castronerie leggere e canzonette. Il titolo è quanto mai ispirato al periodo storico che stiamo vivendo. Io resto a casa show. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi! Grazie mille alla nostra signorina, buonasera Maria Sole Pollio. Olè. E benvenuti all'8ª puntata di Io resto a casa show! Applausi! Speciale festa del papà. Auguri a tutti papà! Sigla! Questo è un momento un po' particolare, dobbiamo stare in casa ad aspettare. Se la TV ti annoia o ti avvilisce, tranquillo, prima o poi tutto finisce. Io resto a casa show e mi divertirò, sarà un piacere essere asociale. Io resto a casa show e mi rilasserò, finché non tornerà tutto normale. Ragazzi, volevo approfittare della festa del papà per raccontarvi una cosa che non vi ho mai raccontato. Adesso vi farò vedere una foto del papà di Casisa. Ma perché devi fare vedere... Lo so, sembra assurdo, ma questo bonone con questi muscoli è il padre di Casisa. Siamo uguali! Io sto con lui perché sto facendo un investimento sul futuro, Ma siamo sperando già- che gli spuntino questi muscoli. Ma già ce li ho Vado a questi chiamare muscoli. lui, vediamo. Pronto, signor perché Casisa? devi- Posso avere lei? Va bene, adesso è arrivato il momento di un nostro grande amico, Mattia Tuzzolino, coreografo a livello mondiale, assistente di Timor ad Amici, Mattia Tuzzolino insieme a suo padre, Nino Tuzzolino, a voi! Damn, your girl so fine, but her breath is like woo. She say she wanna dance, but she don't know how to woo. I'm iced out, ooh, looking like a star, woo. Her name is Jenny, ooh, bitch don't have no panties, woo. I'm Steph Curry when I hit the Grazie mille a Mattia Tuzzolino e a Nino Tuzzolino, grazie mio amore, che fai qua dietro? Che Sto fai? continuando a pensare a Dai, suo ma padre, la che smetti? Io veramente vi chiedo scusa, beh, allora, mio padre fa bodybuilding, è stato cintura nera di karate, ma ci ho provato anche io, ve lo giuro, io da piccolo, all'età di 6 anni mi sono iscritto a fare karate, io all'età di 6 anni sono entrato in una di queste sale in cui si fa karate, con questo accappatoio bianco che chiama kimono. Kimono, sono entrato in questa sala di karate, io guardavo mio padre e ci sei, papà! Ma perché mi hai portato qua dentro a fare una doccia? E tutti siete capo, la puto! E io, papà! Ma perché si stanno litigando quelli? Perché si stanno sciariando chi si? Papà! Perché? Signori, una samba di un nostro carissimo amico comico meraviglioso, Ernesto Maria Ponte. E pane e meusa, scritto marettato, e panelle, e pane cruzato, e pane casille, culo bruciato, e pane chifello un po' carrimudato, rollo ravazzate, calzoni fritte infurnate, carduna a pastetta, una bella pizzetta, ma ancora più belle ci sono i sfinciunelli, una sarda linguato, piattori caponata, e sono crostini, e sono arancini, e sono spettini, e ho ficcato macini, e se al tuo diabete vuoi dare una botta, te mangi una sfincia chi ne ricorda, un palermo tranquillo e sicuro puoi stare, ne mancare tutto, non ne manco mangiare, al forno ho fritto, che non si fa appetito, ma sei esagerato, tanto ricoverato, in una corsia con una flebba un tovrazzo, pensando schifiato, chi mangiare un cazzo, e pane e meusa. Grazie mille ad Ernesto Maria Ponte! Fantastico! Allora, visto che oggi è la festa del papà, a venirci a parlare di suo padre c'è anche lei, Eva Tana! Tieni Eva, ciao a tutti carissimi papà che mi sono fatta. No, ma come papà? Sì, me ne sono fatta tante, sono brava papà. Allora, non cominciamo, oggi deve essere una puntata bella, va Via, bene? papà. Insomma. Oh, senti Eva, parlaci un po' di tuo padre, non ce ne hai mai parlato, come si chiama tuo padre? Mio padre chiamarsi Vasile che era mezzo Ah, feva. questo nome tipico russo, ci sta? Ci Però sta? i suoi amici lo chiamano in un altro
modo. Come lo chiamano? Tanino a cucchia petito. No, suo padre non si può chiamare Tanino a cucchia Che sono petito. soprannome russo. Vabbè, senti, allora, c'è qualcosa che fate in Russia oggi? Per esempio qui mangiamo delle cose, c'è qualche tradizione che voi fate per la festa del papà in Russia? Sì, in Russia mangiamo sempre una cosa tipica. Ah, tipo il cavele russo insieme alla vodka, questo... No, e Sfinge San Giuseppe. No, allora lei è falsa. Lei è una russa fasula. Senta, ha l'opportunità di dire qualcosa a suo padre. Va bene, io volevo dire cosa a mio padre. Mette musica romantica, per favore. Romantica. Papà! Allora, aspetta, musica Papà! romantica un attimo. Papà, io volevo dirti una cosa che tengo dentro da molto tempo. Ah, che Papà, bello. io essere figlia di Bombolaro, non essere tu mio padre vero. Nessuno ti tiene Eva. No, ma che festa gli dai a tuo padre così? Auguri papà Bombolaro. Signori, il suo fan, lo spasimante di Eva Tana, Fabio Raccuglia, veramente. Eva Tana, per calmarsi gusta sempre una tisana. Tana Eva, il mio cuore insieme a lei forte batteva. Della musica africana lei apprezza molto il bongo e dell'arco non mi amico che è del Congo. Tana Eva. Eva Tana, siamo in quarantena da una settimana. Tana Eva, a distanza tutto il mondo seduceva. Ma il mio zitto, voglio dire, non è mica una minaccia. Torneremo a fare i conti faccia a faccia. Un applauso sia a Raccuglia ma alla povera fidanzata. Sei gelosa di Tana Eva, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Va bene ragazzi, la nostra ottava puntata di Io Resto a Casa Show finisce qui. Però volevamo fare un augurio enorme a tutti i papà, ai papà lontani, ai papà vicini, a quelli che ci sono sempre stati. Un abbraccio caloroso da noi e dai vostri figli. Auguri a tutti papà, ci vediamo domani. Io resto a casa show. Sigla! Ciao! Io resto a casa show e mi divertirò, sarà un piacere essere sociale. Io resto a casa show e mi rilasserò finché non tornerà tutto normale.